Bene, eccoci qua con mister Mauro Tossani. All'andata ci avete preso le misure in coppa, lei aveva detto ci vediamo in campionato. Si è capito subito oggi che non siete venuti qua solo per pareggiare, avete fatto la vostra partita e anche se con complice un errore del Portogruaro, insomma avete portato a casa i 3 punti e nessuno può dire niente. No, contesto, complice Portogruaro, niente. Portogruaro ha fatto una partita sottotono, secondo me, anche perché questi ragazzi qua secondo me sono sottoposti a una pressione che non li fa giocare sereni, ma noi abbiamo creato 4 occasioni da gol nitidissime, se voglio gliele ricordo. Cioè con Furlan 2 volte davanti al portiere, con Facca, con Bin, e poi dopo alla fine abbiamo avuto anche la palla gol giusta. Secondo me non abbiamo rubato niente, la prestazione loro non incide, nel senso che noi abbiamo fatto bene. Noi siamo stati anche abbastanza dinamici, abbiamo giocato con una grande intensità, li abbiamo fatti ragionare poco. La percentuale di errore del Portogruaro nei passaggi anche elementari è dovuta al fatto che erano sempre sottoposti a una grande pressione, loro avevano un pensiero solo, cioè il secondo pensiero noi non glielo facevamo fare e quindi hanno sbagliato parecchio. Ma io sono molto contento della prestazione e a maggior ragione anche del risultato. Sì. Sì, ha impressionato molto la vostra squadra, insomma, proprio sull'aspetto fisico, la condizione c'era e anche il cuore oggi, insomma. Sì, ma noi c'è da dire quest'anno è un campionato stranissimo. Noi con una sola modifica dietro, noi abbiamo preso Dario Goffini che secondo me è anche bravo, 2 anni fa con la stessa linea difensiva, miglior difesa del campionato. L'anno scorso seconda miglior difesa del campionato. Quest'anno invece tutte le volte che noi commettiamo un errore ci fanno gol, tant'è che oggi ad esempio noi stiamo parlando adesso del nostro risultato, se Maccandi testa su angolo fa gol, loro vincono la partita 1-0 e noi siamo ancora qua a dire bella squadra, bella prestazione, però i 3 punti non hanno fatti gli altri. Quest'anno è un campionato dove veniamo spesso penalizzati sugli errori che facciamo, cioè, abbiamo una percentuale errore gol subito quasi al pari al 100%. Sì, 3 punti oggi che sono ossigeno puro per la vostra classifica che stando alle sue parole, insomma, non meritate. Sì, di questo posso dirlo testa alta. Secondo me questa è una classifica che per quanto ci riguarda bugiarda. Sì. Domenica si recupera e così si fa il giro di boa di questo campionato, si possono già tirare qualche somma. Qual è il suo bilancio? Il bilancio è che pensavo che ci fosse un equilibrio. Il bilancio del campionato è un equilibrio, ma non così tanto. Se ne guarda una classifica cortissima. Adesso non so cosa ha fatto San Giorgio oggi. Perso. A maggior ragione. San Giorgio oggi quindi 14 partite 30 punti non sono pochi, però le squadre che stanno dietro, ad esempio San Donà è in difficoltà, il Porto è in difficoltà, il Porto Mansur è in difficoltà, tutte squadre. Ad esempio io puntavo molto sul Noale, vi dico la verità, perché per me Noale è una squadra compatta, una identità di gioco vero, e poi contavo molto che anche Diabiale fosse lì nella zona alta e secondo me la grande delusione del giorno d'andata non è nel Porto, ma è proprio Diabiale. Allora per chiudere, voi mi sembra abbiate giocato la partita che vi eravate preparati, insomma avete sbagliato niente, Portogruaro come ha detto un po' sottotono, ma grande prestazione la vostra, chiudiamo con questa affermazione. Non aggiungo nient'altro. Bene, grazie mister. Grazie a te.